Gaetano Armao si è dimesso da presidente del CDA del Consorzio Universitario di Agrigento, sarà candidato, quantomeno in corsa per guadagnare la poltrona più alta per la guida della Sicilia. Giovanni Di Maida, vicepresidente, adesso toccherà a lei guidare il CUPA. Sì, gestiremo il consorzio universitario almeno in questa prima fase, diciamo, prevediamo fino al mese di dicembre, da un lato continuando a fare le cose positive che stiamo realizzando, non ultima l'apertura di un nuovo corso di laurea in mediatore linguistica interculturale che sta avendo un successo enorme con quasi 100 iscritti, e dall'altro gestiremo tutta una serie di questioni che abbiamo aperte, ivi compresi i contenziosi che abbiamo con la regione siciliana e con l'Università di Palermo. Il Consiglio di amministrazione è operativo, ci sono gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, cercheremo di gestire questa fase nel migliore modo possibile. Potrà pesare l'assenza di Armao? Ma certamente come dire, il Consorzio universitario ha avuto un momento di svolta grazie alla, diciamo, fattiva presenza del professor Armao che come dire, diciamo, si è dato da fare per, non ultimo anche appunto l'apertura di questo nuovo corso di laurea, ma per diciamo, iniziare tutta una serie di rapporti anche con altre università che noi cercheremo adesso di continuare. Ecco, per quanto riguarda l'offerta formativa, le novità, ecco, quali sono i percorsi che state seguendo? Ma fondamentalmente la novità quest'anno è rappresentata da questo nuovo corso di laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale che partirà con l'imminente inizio del nuovo anno accademico, viene confermato dall'Università di Palermo il corso di laurea in servizio sociale, la specialistica in archeologia e, come dicevo poco fa, stiamo lavorando grazie alle iniziative intraprese dal professor Armao su altri corsi di laurea che presto arriveranno.